maestro Vittorio Montis, signore e signori, fratelli e sorelle, con molto vivace cordialità saluto ciascuno e ciascuna dei presenti. Ringrazio l'invito insistente del compositore Vittorio Montis, a chi tanto deve la valorizzazione della cultura musicale popolare sarda e ha pubblicato diversi volumi sul salmo responsoriale, che doveva essere sempre cantato tutte le domeniche, e ha avuto il piacere di scrivere anch'io la prefazione per uno dei volumi. Il principio fondamentale della pastorale della Chiesa è l'incarnazione di Cristo, processo creativo permanente nel tempo e nello spazio. E la musica elettronica costituisce un'opportunità per il sacro. Non basta utilizzare sofisticati software perché il risultato possa essere annoverato come elettronico, come ha difeso Marcello Finotei nel convegno internazionale del Pontificio Consiglio della Cultura del 2018, che io qui rappresento come delegato del Pontificio Consiglio della Cultura. In queste brevissime parole possiamo partire dalla classica definizione dei compiti dell'arte formulata da Wilhelm von Humboldt. Diceva: risvegliare pensieri che ci permettono di penetrare a fondo i fondamentali rapporti tra l'umanità e il mondo, esprimere sentimenti che possono armoniosamente legarci alla natura, vivificando il materiale di quest'ultima con la ricchezza e la sensibilità dell'esposizione, dello stile, del ritmo. Il pensatore ottocentesco sottolinea la responsabilità dell'interprete artistico nell'essenziale rapporto dell'umanità con il mondo della natura. Noi aggiungeremo il rapporto anche dell'essere umano religioso, cristiano, con l'uso delle voci, degli strumenti, delle tecniche. Nella complessa realtà del sonoro, il rinnovamento liturgico conciliare ha aperto ai nuovi linguaggi contemporanei, alla inculturazione delle forme musicali, con tradizione, traduzione in ogni cultura in lingua propria. Abbiamo la consapevolezza che non serve alla Chiesa, al senso ministeriale, sacramentale della musica liturgica, una ricerca avida della novità, né un tradizionalismo bloccato sulle forme del passato. Che cosa significa favorire prassi musicali capaci di promuovere partecipazione consapevole all'azione liturgica? Se non vogliamo cadere nella musica commerciale né in un'arte speculativa, incomprensibile, quale percorso chiedere ai compositori della Chiesa? I buoni musicisti riescono a creare aggregazioni sonore che stimolano e permettono interpretazione in chiave di pensiero simbolico ad avere qualità affettiva significativa. La musica elettronica, che oggi ascolteremo anche, è un naturale sviluppo che parte dal gregoriano, passa attraverso la polifonia, conflui nel sistema tonale che si allarga alla dodecafonia, prima al serialismo pop. E la melodia dei timbri accade grazie alla musica elettronica, con la ricerca dei armonici lontani. La Chiesa non può ignorare questo tipo di linguaggio nell'epoca del digitale. I compositori come Vittorio Montis, al servizio della comunità cristiana,
sono consapevoli della responsabilità di aprirsi all'ascolto della parola, al senso del mistero, al servizio della comunione col cosmo e con la Chiesa. Che i compositori siano consapevoli del loro ministero elevato a un metalinguaggio di trascendenza e di espressione gioiosa del Vangelo. Oggi l'inno a Cristo che sarà eseguito è stato dedicato dal Maestro al Papa Francesco. Che i compositori siano sempre più capaci di trovare forme musicali che possano rendere gloria a Dio con suavità, solennità, santificare i fedeli e parlare alla società contemporanea dei diversi luoghi con vera arte. Grazie e buon ascolto. Intervengo per associarmi anch'io all'omaggio al compositore, maestro Vittorio Montis, e saluto fraternamente con tanta ammirazione Sua Eccellenza Monsignore Avezzedo, delegato del Pontificio Consiglio per la Cultura. Diceva San Giovanni Paolo II che l'uomo non può essere incontrato se non dentro una cultura, perché l'uomo sviluppa cultura, perché sviluppa significato. La cultura è ciò che permette di leggere il rapporto con se stesso, con la realtà, con gli altri e con l'infinito di Dio. Per cui l'espressione musicale, colgo l'occasione per ringraziare gli artisti presenti, il maestro che dirigerà questa orchestra anche, l'incontro con l'uomo non può che produrre una nuova cultura e spero davvero che il rapporto tra il Vangelo e la cultura dell'uomo anche in queste forme così nuove e creative sia un felice incontro. Buon ascolto. Buonasera e benvenuti a tutti a questo concerto. Un ringraziamento particolare a Monsignor Carlo Azevedo, delegato per il Pontificio della Cultura, e a Monsignor Giuseppe Batturi, Vescovo della Diocesi di Cagliari, per la loro presenza. Un ringraziamento chiaramente a tutti i presenti e a tutti i musicisti che renderanno questa serata bellissima per il nostro Vittorio. Il concerto di stasera racchiude in gran parte contributi che vengono da ex studenti, musicisti, collaboratori, colleghi e amici che hanno avuto la fortuna di incrociare le proprie esperienze di studio, di collaborazione, la propria vita con quella del maestro Vittorio Montis. Una persona che ha saputo attraversare i diversi ambiti della cultura con discrezione, in punta di piedi e nel contempo, con qualità umane, intellettuali, di didatta e di musicista rare. Non a caso, durante la sua vita ha percorso interessi e pratiche musicali che oltre mezzo secolo fa lo vedevano accomunato nell'amicizia e negli interessi culturali ad un altro grande intellettuale sardo, il maestro Franco Otto. Insieme percorsero come compositori, allora unici in Sardegna, le strade ancora deserte del pensiero musicale contemporaneo. Anche stasera assisteremo ad una delle capacità di immaginare il futuro da parte di Vittorio. L'idea di stabilire un rapporto fra musica elettronica e brani sacri. Per coloro che non abbiano familiarità con questo genere musicale, potrebbe comprensibilmente disorientare. Tale rimarchevole novità va letta anche come anticipazione di un possibile futuro. Ulteriore merito di Vittorio è quello della valorizzazione e recupero della lingua sarda anche in ambito liturgico. Il sardo riflette ed è parte di una cultura straordinaria e unica che stiamo perdendo.
Il più recente interesse e la partecipazione alla vita spirituale cristiana e la volontà di comunicare in modo condiviso costituiscono un'ulteriore conferma di un animo profondo e di grandissimo spessore. Per questi motivi, come ex studenti, colleghi, amici, musicisti, vorremmo significare a Vittorio, anche con il contributo a questo concerto offerto con immenso affetto, l'espressione del nostro senso di gratitudine, stima e riconoscenza. Grazie Vittorio.